Far rispettare la volontà sancita dai veneti con il referendum del 22 ottobre 2017, dove con un risultato plebiscitario è stata richiesta l'autonomia. È questo il punto di partenza che ha portato alla nascita del nuovo movimento politico Patto per l'Autonomia Veneto. Oltre all'autonomia, che chiaramente è il nostro il core del nostro percorso, noi vogliamo anche impegnarci e ci continueremo ad impegnare anche per altri temi che ci stanno a cuore, sempre legati ovviamente al Veneto, il miglioramento delle infrastrutture senza consumo di suolo, delle infrastrutture che interessano il nostro Veneto. La possibilità di avere agenzie regionali che forniscano quei servizi che ormai lo Stato italiano sta un po' abbandonando. Un nuovo soggetto politico che si prepara subito per un primo test elettorale in primavera. In questo momento noi stiamo puntando a quelle che sono le regionali del 2020, se saranno nel 2020. Ciò non toglie che ci sia la possibilità di trovarsi di fronte ad un'opzione che è quella di maggio di quest'anno, e vedremo cosa succede. Diciamo che c'è la fondata possibilità che parteciperemo all'Europeo. Il Veneto, regione in grado di generare ricchezza e lavoro, deve essere posto nelle condizioni di poter far meglio per tutelare le piccole e medie imprese che sono l'anima del nostro territorio. Noi vogliamo portare a casa dei risultati e il primo risultato che ci interessa è avere l'autonomia, la più ampia possibile, e quindi supportiamo tutti quelli che si danno da fare partendo da Zaia per averla, e speriamo che arrivi, e prenderemo tutto quello che arriva e cercheremo di avere di più.